Amiche e amici dell'hockey su pista, buon sabato sera dal Palalido di Valdagno, dove tra poco assisteremo alla quarta giornata di andata tra Valdagno e Hockey Club Emilia. La classifica ci racconta di un Valdagno in terza posizione dopo la splendida vittoria in trasferta a Trissino per 3-1. In testa alla classifica troviamo il Matera con 10 punti, secondo il Trissino con 7 e Valdagno con 6, ma con solo 3 partite disputate. Capocannoniere del Valdagno è Matilde Ghirardello con 5 gol in 3 incontri, mentre il capocannoniere dell'Hockey Club Emilia è Jimenez Dip con 3 gol in 3 partite. Queste le rose a referto. Hockey Club Emilia 22 Ganassi Greta, 2 Ferrarini Sofia, 4 Torreggiani Aurora, 6 Cerchiari Matilde, 7 Cergutta Arina, 8 Gimeno Dip che è capitana, 12 Giardina Nicole, 14 De Francesco Ilaria, 15 De Gennaro Martina, 13 Parisi Olivia, allenatore Jorge Bastias. Scandiano che scende in pista con una maglia gialla molto viva, molto accesa e attaccherà da destra verso sinistra. Il Valdagno invece si presenta in completa tutta blu scuro, attaccherà da sinistra verso destra. Da segnalare la mancanza tra le file delle laniere di in porta di Sara Zarantonello e anche l'esterna Marta Cerato. 2 Rossetto Ludovica, 8 Bertoncello Paloma, 5 Lorenzato Elisabetta, 7 Cestonaro Chiara, 9 Messora Teresa, 39 Ferronato Giorgia, 76 Ghirardello Matilde, 77 Orsato Anna che è anche capitano e in porta il numero 51 Nicole Bonato, allenatore Matteo Zarantonello, arbitra il signor Luigi Luna di Bassano. Segnaliamo il quintetto di partenza con l'Hockey Club Emilia che schiera Ferrarini, Cergutta, Gimeno Dip, De Gennaro e Ganassi tra i pali. Mentre le nostre, Nicole Bonato in porta, la 77 Orsato, la numero 2 la Rossetto Ludovica, la 39 la Ferronato Giorgia e Ghirardello Matilde. Prossimo incontro si svolgerà domenica prossima sempre qui al Palalido, dove il Valdagno incontrerà i Pumas Viareggio, mentre l'Hockey Club Emilia affronterà in casa il Trissino che ha giocato ieri contro il Pumas Viareggio, ha vinto 3-0 con una rete nel secondo tempo di Tamiozzo e una doppietta nel finale di partita di Bertinato. Ricordiamo anche che tra un paio di settimane le nostre ragazze saranno in Germania per l'andata della VS Cup, dove affronteranno le tedesche del Cronenberg che al momento in Bundesliga occupano la seconda posizione. Il ritorno invece è previsto qui al Palalido di Valdagno per il 28 di febbraio, quarti di VS Cup che sono la porta d'ingresso alla Final Four di cui le nostre ragazze sono state finaliste nella scorsa stagione. Le squadre stanno ultimando le ultime preparazioni. Vediamo la classifica completa. Matera, come avevamo detto, 10 punti in 4 partite, seconda posizione il Trissino con 7 punti in 4 partite, terza posizione Valdagno con 6 punti in 3 partite, Hockey Club Emilia 3 punti in 3 partite, quinta posizione Pumas Viareggio con 3 punti in 4 partite e in sesta posizione il Viareggio con 3 punti in 4 partite. Le squadre ormai sono pronte.
parte l'Hockey Club Emilia, recupera Ghirardello, Rossetto, ancora Ghirardello, Orsato, la capitana, cerca un assist in area per Ghirardello, è brava Cerguta a sventare, ora imposta Gimeno Dip, che è un po' il motorino della squadra. Cerguta, retropista, trascorrono i 5 secondi per il cambio di centropista, fallo Valdagno, Ferronato sulla sfera, Orsato, marcata da Cerguta, Ghirardello, Rossetto, Ferronato, cerca una compagna libera, la trova in Orsato, Anna Orsato, si smarca in area, brava Ferronato, aveva bruciato sulla distanza fuori di poco, imposta l'Hockey Club Emilia, De Gennaro, Ferronato ruba, imposta per l'Anna Orsato, Rossetto, Ferrarini capisce tutto, reimposta, Dip, Gimeno Dip, prova il tiro, Cerguta, recupera Valdagno, Rossetto, costretta, un retropassaggio a Ferronato, Orsato in area per Ghirardello, prova il tiro, brava Ganassi, ancora Rossetto, Ghirardello, Ferronato, Rossetto, trascorrono i 5 secondi, palla all'Hockey Club Emilia che con Ferrarini, Gimeno Dip, marcata da Ghirardello, prova a incunarsi in area, prova un assist in area per De Gennaro che ha provato la girata, riconquista sfera Orsato, Ghirardello, questo presumo sarà un po' il perno della squadra oggi, fallo Valdagno in attacco, circolazione, riparte l'Hockey Club Emilia, si sentono da qui attenzione, il tiro di Gimeno, brava Nicole Bonato, si sentono le indicazioni di coach Zarantonello che chiedeva alle sue ragazze di alzare un po' il ritmo in questi primi 4 minuti, effettivamente non è stato velocissimo, prova ancora il tiro da fuori De Gennaro, riparte Valdagno, Rossetto, Ghirardello, tiro smorzato, riparte De Gennaro, Ferrarini, Cergutta, recupera Rossetto per Valdagno, Ghirardello tentata dal tiro, preferisce un retropassaggio a Orsato, Rossetto, cercava l'aggancio di un assist di Orsato, Ferrarini intanto imposta, brava Ghirardello a rubare, chiamar palla, Rossetto subisce fallo abbastanza netto, fallo commesso dall'altra numero 2 Ferrarini, batte Ghirardello per Orsato prova il tiro, ribattuto, ancora Orsato, Rossetto prova il tiro che era un assist per Ghirardello, riconquista Gimeno Dip,
De Gennaro, tentata dal tiro, prova un passaggio in area, recupera Ghirardello, Ferronato, Ghirardello ancora Rossetto, si cerca un pertugio per entrare in area, Rossetto in retroporta attaccata da Ferrarini all'angolo, subisce fallo Rossetto ancora da Ferrarini. Pronta la battuta del calcio di punizione la capitana Anna Orsato. Intanto entra nel Valdagno Messora, da numero 9. Ghirardello ha il problema di trovare una compagna, la trova in Rossetto. Tiro, brava, il recupero di Messora. Assist per Orsato, fuori di poco. Ancora Valdagno che ha leggermente alzato il ritmo, come suggerito candidamente da mister Zarantonello. Ghirardello, Orsato, il pressing alto dell'Hockey Club Emilia. Messora che va a incrociare Ghirardello, si cerca lo spazio, Messora si piazza in area, Ghirardello ha il problema di girarsi, lo risolve dando a Rossetto che prova un tiro ribattuto da Gimeno Dip che accenna il contropiede, ma Ghirardello sventa. Messora fra due, cerca uno slalom, perde sfera, rimposta De Gennaro, prova un tiro ribattuto, ha il problema di girarsi De Gennaro e passa, ruba, occasionissima per Orsato, partito un contropiede, si è trovata tu per tu con Gianassi che ha chiuso però la porta. Passaggio rubato, rivediamola, eccola qui, ruba la sfera Orsato, si presenta tu per tu e brava Gianassi. Intanto mister Zarantonello chiama il primo time out dopo poco più di 6 minuti, chiederà, presumo, ancora di alzare un po' i ritmi, perché la partita è cominciata a ritmi piuttosto blandi. Poi un primo richiamo. Hockey Club Emilia comunque effettua un pressing piuttosto alto. Questa è stata senz'altro l'occasione più limpida di questi primi minuti di gioco, una rubata di Anna Orsato. Tornano in pista le ragazze. Il gioco riprenderà con la sfera di palla 2, Ghirardello Ferrarini. Ferrarini si combatte per il possesso della sfera, esce Orsato che imposta Messora veloce, prova un tiro incrociato, bello, Rossetto riconquista, ancora Ghirardello, Orsato, Rossetto, bella l'azione, si è trovata da sola Anna Orsato, 1-0, bella l'azione in velocità, 3 passaggi rapidi hanno... Rivediamola, Anna Orsato si è fatta trovare libera in area e ha battuto Gianassi per l'1-0 dopo 7 minuti. Hockey Club Emilia che ora dovrà alzare un po' il ritmo. Gimeno Cergutta recupera, Ghirardello, passaggio di 20 metri, si incune ancora in area il duo Orsato Messora, si lotta per il possesso della sfera, Ferrarini alla meglio per l'Hockey Club Emilia. Gimeno Dip marcata da Rossetto, prova l'incrocio, capisce tutto Orsato e riparte. Messora, Orsato, Rossetto,
ancora Orsato, ha provato Messora in area ma si fionda Ghirardello, accenna un tiro smorzato. Ancora Rossetto, ne salta una, non la seconda, ma c'è Ghirardello, Messora, ancora Ghirardello. Si sono indubbiamente alzati i ritmi in questi ultimi minuti, come richiesto da mister Zarantonello. Messora, Ghirardello, prova il tiro, ferma tutto De Gennaro che riparte. De Gennaro, Messora, riconquista sfera. Messora salta un'avversaria, si incunea in area, trova Rossetto libera a 2 passi da Gianassi che però blocca, rivediamola. Passaggio smarcante, ancora Valdagno avanti con Messora, Ghirardello, Rossetto, Orsato entra in area, cerca una compagna, recupera Gimeno Dip, riparte Ferrarini, Orsato e Ferrarini, un passaggio che è preda di Rossetto, riparte il Valdagno, Rossetto tentata dal tiro, eccolo, che bel gol, un tiro all'incrocio, si è incunata in area, 2-0, brave. Chiama time out, rivediamola, chiama time out intanto Jorge Bastias, un 1-2 del Valdagno, attenzione, si incunea in area, tiro all'incrocio, Gianassi battuta. Diciamo che se il Valdagno alza i ritmi, a parte lo spettacolo, ne guadagna indubbiamente anche il gioco della squadra. Infatti anche Zarantonello sembra ora un po' più rilassato rispetto ai primi minuti iniziali. Partita correttissima, in 9 minuti è stato commesso un solo fallo. Devo dire che sono molto curioso di vedere il quarto di finale di US Cup a febbraio, tanto finisce il time out. Ricordiamo che il Valdagno è privo dei Sara Zarantonello in porta ed è sostituita da Nicole Bonato ed è priva anche di Anna Cerato. Gioco riparte, Gimeno passa a De Gennaro che però perde pallina, Lorenzato nel ingresso del Valdagno, Gimeno impostare, si avventa su di lei Messora che la contrasta, le fa perdere il possesso della pallina, Orsato a reimpostare, tanto Lorenzato cerca di liberarsi in area, non si capiscono con Ghirardello, Diop riparte il contropiede, Ferrarini, Diop, Ferrarini si presenta tu per tu con Nicole Bonato, il tiro è fuori, aveva ben protetto però il suo palo di competenza, palla 2 all'angolo destro della porta difesa da Nicole Bonato. Riconquista Valdagno, Orsato, Ghirardello, tentata dal tiro, brava Gianassi, De Gennaro per un attimo, poi Messora, Lorenzato, Ghirardello, Orsato, Lorenzato, bomba da centropista, si avventa come un falco Matilde Ghirardello che sbuffa, non è riuscito il tocco finale a rete, riparte l'Hockey Club Emilia con Diop, Gimeno Dip, pardon. Si è trovata tu per tu con Nicole Bonato ma era in movimento. De Gennaro a centropista, lotta con Messora, palla 2. Hockey Club Emilia che comunque ha dato indubbi segni di vitalità, pallina che vaga, Ferrarini cerca De Francesco, Orsato capisce tutto e rimposta
Messora, siamo già in area dell'Hockey Emilia, Messora, Lorenzato in area, palla 2. Conquista, brava Gimeno Dip. Non supera però Lorenzato, Messora, Orsato, tiro ribattuto, riparte Ferrarini, Gimeno prova il tiro, un accompagnato, De Francesco, Lorenzato conquista palla e riparte, Orsato, Lorenzato, Ferrarini brava a chiudere, Ferrarini, Gimeno, passaggio di 40 metri che però si perde nel nulla, Matilde Ghirardello a reimpostare, Orsato, Ghirardello, palo, che bomba, palo, era Ganassi era comunque sul proprio palo di competenza, riparte De Gennaro, Ghirardello su di lei, la salta, prova un tiro liftato, bello, 2-1, De Gennaro, rivediamola. De Gennaro parte, salta Ghirardello, si presenta tu per tu con Nicole Bonato e con un tiro sorta di scavetto calcistico. Riparte Valdagno, Rossetto, Orsato, Messora, parte in velocità, prova a saltare un'avversaria, riconquista sfera De Gennaro, Orsato su di lei, Orsato fa tutto da sola, si presenta davanti a Gianassi, wow, bellissima azione, subisce fallo, infatti Orsato, fallo di Ferrarini, splendido lo slalom in solitaria di Orsato, la capitana, numero 77. Rossetto, Orsato, Messora, Orsato, che tiro, bello, fuori di poco l'incrocio, Diop recupera, Gimeno Dip recupera, contrastata Ferrarini da Lorenzato, costretta a retrocedere, cerca un intercetto Rossetto, Gimeno Dip prova a liberarsi in area Giardina, l'arbitro Luna interrompe il gioco, punizione per l'Hockey Emilia. Gimeno, Lorenzato, riparte il Valdagno, Rossetto si incune in area in velocità, brava Ganassi, sono già 3-4 ormai le occasioni in questa prima metà di primo tempo che le giocatrici del Valdagno in velocità riescono a battere la difesa dell'Hockey Emilia, si presentano tu per tu con Ganassi che ha veramente sventato almeno 3-4 occasioni. Rossetto, Orsato, Messora, Lorenzato, tentata dal tiro, Rossetto, Messora, Orsato, Rossetto cerca una compagna in area, recupera, brava Orsato, prova il tiro improvviso da centropista, brava Ganassi, riparte Valdagno, Rossetto, recupera Ferrarini, Pelocche Emilia,
pressing alto delle ragazze. Lorenzato riconquista Lorenzato, Orsato blocca tutto Ferrarini che si scontra con Lorenzato. Attenzione alla balaustra, erano entrambi in movimento, leggermente sofferente Elisabetta Lorenzato, ma batte Ciglio, si piazza ai limiti dell'area. Intanto rientra Ghirardello nelle file del Valdagno. Palla 2, anzi Valdagno, Rossetto, Ghirardello, Messora, assist in area, Gimeno Dip capisce tutto, imposta, passaggio di 40 metri che è facile preda di Lorenzato. Messora in velocità, cerca di servire Ghirardello, recupera per un attimo Giardina. Ghirardello, Lorenzato, Rossetto ha il problema di girarsi, Gimeno Dip, marcatura stretta, si libera Ghirardello che ora riceve, però commette fallo. Situazione falli 3-1, tra i falli commessi da Locchi e Emilia, uno quello del Valdagno. Ferrarini imposta, chiama sfera Cergutta. Ghirardello, Messora, salta la diretta avversaria, salta un'altra, tira e di casco, bravissima Ganassi. Si combatte per il possesso della sfera Cergutta. Gimeno, fase un po' confusa. Rossetto ha provato una sorta di alza schiaccia, non riuscito. Sfera all'Occhi Emilia, Ferrarini, Gimeno, su di lei Ghirardello, brava Nicole Bonato, attenta in porta, riparte Lorenzato come un treno, ne salta una, prova un appoggio, Ganassi sventa, ancora Valdagno, ancora con Lorenzato, Ghirardello, Rossetto, Ghirardello, prova la bomba, ancora Ganassi a dire no. Che partita che sta disputando Ganassi. Messora, il problema di girarsi. Rossetto, prova il tiro, ancora Ganassi. Ghirardello, Rossetto, prova a saltare la diretta avversaria ma riconquista sfera Giardina, Lorenzato, ancora Giardina, Cergutta prova a liberarsi, Ferrarini, passano i 5 secondi, palla Valdagno, 8 minuti esatti alla fine di questo bel primo tempo, partito un po' a ritmi lenti, poi si è sicuramente accesa come partita. L'assist in area per Messora leggermente alta, questo invece fuori misura. Ferrarini riconquista per l'Occhi Emilia, parte, attenzione in area pericolosissima Giardina, siamo già nell'area dell'Hockey Club Emilia. Ferrarini trova una liberissima Giardina, brava Nicola a uscire, attenzione intanto scivola Lorenzato, riparte Valdagno, Orsato traversa, ne aveva saltate 2, Ferrarini è sola, prova il tiro, brava Nicole. Bella partita, in questa seconda parte di primo tempo ritmi si sono sicuramente alzati, ne ha giovato lo spettacolo, si iniziano a vedere capovolgimenti di fronte continui, le occasioni fioccano sia da una parte che dall'altra. Beh, sugli scudi senz'altro Greta Ganassi, autrice di almeno 4-5 interventi decisivi, si combatte.
tra Giardina e Ghirardello. Orsato ha provato a servire Cestonaro. Gimeno per un attimo, Rossetto, il problema di girarsi, non inquadra la porta, Gimeno a spazzare, cerca la compagna meglio piazzata, la trova in De Gennaro, Orsato riconquista, Ghirardello. Rossetto, Ghirardello, Rossetto, prova il tiro, fuori misura, Cestonaro, Orsato, Cestonaro, si piazza in area Ghirardello, prova il tiro, Orsato sulla ribattuta, Cestonaro a reimpostare, Rossetto, Orsato, in area Ghirardello, Cestonaro, si cerca il giusto pertugio, forse lo trova Rossetto che scivola, riparte Gimeno dip, subisce fallo però, no, palla 2. Bello il duello fra Ghirardello e Gimeno, ci marcano a vicenda intanto che ama time out Jorge Bastias a 5:38 alla fine di questo primo tempo. Rivediamo pericolosa incursione, no, è la rete, questa è la rete, il 2-0 momentaneo, poi diventerà 2-1. Partita aperta, ritmi gradevoli. Buona anche la presenza di pubblico qui in centrale. Vediamo. Abbiamo ricordato che ieri sera il Trissino ha vinto 3-0 contro il Pumas Viareggio. Ricordiamo anche che alla fine del giorno d'andata le prime 4 classificate andranno a disputare la Final Four di Coppa Italia. Riparte con una rubata Rossetto, capisce tutto Cergutta che rimposta, passaggio lungo, recupera Cestonaro, Orsato, Ghirardello, prova il tiro, brava Ganassi. Ancora Orsato, c'era libera in area Rossetto. Cestonaro, Ghirardello un po' troppo lungo il passaggio per Rossetto, recupera Ferrarini per l'Hockey Emilia, Ferrarini, Cestonaro, Ghirardello, qualche eroruccio nei passaggi su entrambi i fronti in questi ultimissimi minuti, queste ultimissime azioni, nelle ultime 3-4 azioni. Brava Orsato a girarsi, Ghirardello si libera in area, Rossetto, Ghirardello ribatte, Ganassi, Ferrarini, Cergutta cerca di servire De Gennaro, Ghirardello prova a rubare Torregiani, Orsato, Cestonaro, Ghirardello, Orsato, Cestonaro tentata dal tiro, un assist per Orsato, ancora no Ganassi, riparte De Gennaro, ruba Ghirardello, Orsato, controllo non felicissimo, Torregiani, Cergutta, ancora Valdagno con un'alza schiaccia Rossetto, fuori misura De Gennaro, Ferrarini,
prova il tiro senza grosse pretese, controlla Nicole Bonato, Ghirardello, Rossetto, Cestonaro, prova il tiro, ribattuto, Orsato, Ghirardello, Rossetto, Orsato, Rossetto, Ghirardello, scambio veloce con Cestonaro, non riescono però ad avere, prova il tiro da fuori, palla alta, manca l'ultimo passaggio in area. Partita comunque assolutamente gradevole. Riparte Club Emilia. Gimeno Dip ha il problema di girarsi. Cestonaro, Gimeno non salta Orsato, Ghirardello, Orsato prova ancora il tiro, Ganassi dice no, Orsato ne ha due addosso, Rossetto spazza per Ghirardello, Cestonaro, un po' una sorta di assedio in questi ultimi minuti, prova il tiro fuori misura Orsato, si fa sentire Zarantonello, no? L'allenatore Matteo incita le proprie giocatrici, si vede che non è magari particolarmente soddisfatto di alcune fasi del gioco. Riparte intanto Club Emilia, Gimeno Dip prova un tiro liftato alto, Ghirardello è sola, ne ha due addosso, però riconquista De Gennaro che prova il tiro, brava la Nicole Bonato, attenta, sempre attenta, riconquista Orsato, Cestonaro prova il tiro da fuori, Ganassi no, riparte Ferrarini ha provato, si era piazzata in area De Gennaro, Ghirardello tentata dal tiro, Rossetto fermata da Ferrarini, De Gennaro capisce tutto, Ghirardello e Rossetto a un metro dalla porta, tiro fuori di poco, si dispera Rossetto, una bella rubata a centropista, palla 2 quando mancano 57 secondi alla fine. Ghirardello, Gimeno Dip riparte accompagnata da De Gennaro, prova il tiro, brava Nicole, Cestonaro, Rossetto tentata dal tiro, ben marcata, Cestonaro, salta una giocatrice, la ferma Cergutta, passaggio troppo lungo per De Gennaro, Orsato, 20 secondi alla fine di questo primo tempo, bel primo tempo, prova il tiro improvviso, Ganassi dice ancora no, e segna Rossetto, il forcing che durava ormai da qualche minuto, 3-1 a 8 secondi dalla fine, rivediamola. Rossetto prova la prima volta e riprova dalla medesima posizione dopo sulla ribattuta, quindi 3-1 Valdagno, piuttosto meritato come punteggio, un bel primo tempo. Prova da centropista Nicole Bonato, attenta. Finisce qui questo primo tempo, Valdagno 3, Hockey Club Emilia 1, primo tempo molto gradevole, partito lento, poi nella seconda parte si è sicuramente accelerato il gioco, molto gradevole, ci risentiamo per la ripresa.
Siamo 3-1 Valdagno Hockey Club Emilia, grazie alla doppietta di Rossetto e Anna Orsato per il Valdagno. La rete dell'Hockey Club Emilia è stata siglata da De Gennaro. La doppietta di Rossetto ha trovato compimento negli ultimi 8 secondi, un doppio tiro dalla medesima posizione, Valdagno che parte avanti anche in questo inizio ripresa. Quella che azione, Anna Orsato salta Gimeno Dip a tu per tu con Ganassi, che ha disputato un primo tempo veramente prestigioso, sventato 4-5 occasioni, anche 6-7 volendo. Rossetto ancora per Valdagno, Ghirardello ha dato l'illusione della rete, riparte Gimeno, De Gennaro ruba Ghirardello, Orsato, Messora, Rossetto. No, si discuteva qui con Marco Zen, il Bauce e Remigio Zanuso, che la Final Four di Coppa Italia, ormai 3 squadre su 4, sia Trissino, Matera, Trissino e Valdagno, sono già stabilite, visti i risultati. Si attende la quarta. Poi vabbè, c'è stata una piccola deviazione anche extra hockeyistica sull'arte di Valerio Adami, pop art o vetrate francesi, tanto per aprire questa piccola parentesi e chiuderla subito. Raccontiamo di un Hockey Emilia che recupera sfera con l'onnipresente Gimeno Dip, prova il tiro da centropista, fermata da Orsato, riparte Messora, velocità, tiro un po' troppo accompagnato, recupera l'Hockey Emilia. Ancora Valdagno, Rossetto, prova il tiro, palo, però Ganassi copriva il suo palo. Gimeno, De Gennaro, Gimeno prova a servire Giardina, ma recupera Orsato, prova il tiro, palo, un altro, è il terzo della partita, ancora Orsato. Valdagno sicuramente più grintoso, più veloce rispetto all'inizio della partita. Ghirardello, Ferrarini prova a rubare, Messora, parte in contropiede Giardina, fermata Messora, prova il tiro, brava Ganassi. Gimeno, De Gennaro ne ha 2 addosso, riesce a servire Cergutta, tiro, brava Nicole, Bonato in porta, Orsato, Ghirardello, Orsato, si incune a Rossetto, bella l'azione, Ferrarini intercetta, Giardina prova a saltare Orsato, mantiene il possesso, Ferrarini, tiro da centropista fuori misura, Gimeno ne ha 2, palla 2, Messora e Gimeno, brava a pulire Nicole Bonato, riparte Orsato per il Valdagno, Ghirardello, che bel gol, azione in velocità, assist smarcante di Orsato e Ghirardello con un tiro da sottomisura, sì, rivediamolo, bella l'azione in contropiede, veloce, Orsato, tac, assist in area, tiro all'incrocio di Ghirardello. Ganassi questa volta non ha potuto nulla, Valdagno 4, Hockey Emilia 1, ancora Orsato, prova a fermarla Cergutta,
Diop, Ferrarini, Messora, un razzo, Rossetto, ruba, rigore, sì, fallo di Ferrarini, rivediamolo. Rossetto si incune in area, ruba, si incune in area e Ferrarini, sì, diciamo che è piuttosto netto. Intanto esce De Gennaro ed entra De Francesco, se non erro. Hanno entrambi i capelli lunghi neri che coprono il numero. Si presenta Ghirardello al tentativo di realizzazione del rigore. Silenzio. Alto. Era riuscita a far muovere il portiere Ganassi, rivediamolo, con una finta di tiro, poi ha provato un tiro un po' accompagnato ma è finito alto. Rossetto recupera per Valdagno, a De Francesco a marcare, Orsato, Messora, Rossetto, bella partita di Rossetto. Orsato, anche Ghirardello, Messora era molto veloce. No, hanno giocato tutte bene, francamente. No? Pochi errori, Ghirardello! Sola in area. La piazza, bravissima Ganassi. Aveva fermato però il gioco l'arbitro Luna. Ferrarini per Cergutta. Gimeno che salta di brutto. Appoggia per De Francesco, Gimeno recupera tutto, Orsato, Ghirardello che bomba, fuori di pochissimo. Messora serve Rossetto in area, recupera Ferrarini, riparte Club Emilia, recupera Ghirardello, Rossetto Messora, il contro, chiamiamolo contro assist di Rossetto, che poi alla balaustra quasi incespica. Ricapitoliamo, il gioco ripartirà dopo queste fasi convulse. Tanto entra Ferronato nel Valdagno con lo Scandiano in fase d'attacco. Ruba Messora, Ganassi no, riprova Ferronato. Ci si è passati in un secondo da una fase d'attacco del Club Emilia a una fase d'attacco del Valdagno in contropiede, l'ennesimo devo dire della giornata. Orsato salta di netto Cergutta, si incunea in area, prova un assist per Ferronato, ancora Orsato, Orsato non si intende questa volta, ma c'è Ghirardello, Messora che parte, salta, fallo commesso da l'Hockey Club, no, dal Valdagno. 3-3 la situazione falli. Riparte Cergutta, Gimeno, De Gennaro prova a liberarsi, Gimeno, Cergutta prova a incunarsi in area, la ferma Orsato, riparte Valdagno, Orsato, che dribbling, che brava Ganassi, ancora Valdagno, Messora, Ghirardello, Messora, Cergutta prova a rubare, Orsato, Ferronato, tiro fuori, recupera De Gennaro, ma solo per un attimo. Orsato, Messora, Ferronato, l'arbitro Luna interrompe il gioco, chiede qualche spiegazione Ferronato, palla Scandiano, Hockey Club Emilia, passaggio un po' fuori misura di Hockey Club Emilia. Siamo già dalle parti dell'area emiliana. Messora, Ghirardello, Orsato prova a incuniarsi, Gimeno ruba,
la accompagna in attacco la Cerguta, bello l'assist, ma ancora più bella la parata di Nicole Bonato, bravissima, ancora Gimeno Dip con Cerguta, intercetto di Orsato, Ferronato, ancora Orsato, tiro fuori misura, Ferronato, prova un mega passaggio Cerguta, ci riesce, difende De Francesco, poi arriva Ferronato e fa sua la sfera, Ferronato, Cerguta prova a fermarla, Ferronato prova il tiro, fase un po' confusa, riparte De Gennaro, Gimeno, tiro fuori misura, recupera De Gennaro, Cerguta prova un tiro senza grosse pretese, pulisce con la stecca Bonato, Orsato intanto entra nel Valdagno l'Elisabetta Lorenzato, Orsato, Ghirardello, tiro alto, ripartirà con Cerguta, palla 2, Cerguta, Ghirardello, Ferronato, Lorenzato, Orsato, Ganassi di Gambale, Ghirardello, recupera Gimeno Dip, parte in contropiede Cerguta, è un po' troppo sola forse, costretta a defilarsi, De Francesco, intercetto di Ghirardello, c'è Ghirardello, ancora Ganassi, De Gennaro, Cerguta, riconquista Ghirardello, Lorenzato, Ferronato, Ghirardello, Orsato si gira, ribattuto il tiro, De Gennaro a marcare, Lorenzato, la Ganassi cosa ha preso, Ferronato, Orsato, Lorenzato, Orsato in area, slalom, brava ad alzare Ganassi, Ferronato, una sorta di assedio dell'area emiliana, Lorenzato prova il tiro, attenzione a Gimeno che prova a rubare, ancora su Ferronato, problema di girarsi, Lorenzato, Ghirardello, Orsato, fischia fallo l'arbitro Luna, fallo del Valdagno che sale a quota 4. Esce Cerguta ed entra Ferrarini, riparte De Francesco, Cerguta, De Gennaro ne ha due addosso, prova a liberarsi, riconquista Lorenzato, prova il tiro fuori misura, Ghirardello, Ferronato, Lorenzato. Intanto siamo già quasi a metà di questa ripresa, volata, gioco sicuramente gradevole, De Gennaro, Gimeno, De Gennaro ancora, Lorenzato riconquista, Orsato ben tenuta da Ferrarini, Orsato ha il problema di girarsi, si avventa su di De Gimeno, probabilmente commettendo fallo per l'arbitro Luna, no, quindi continua il gioco, siamo all'angolo tra
Cestonaro e Ferrarini. Palla 2. Ferronato, Ghirardello, Orsato, prova il tiro, Ganassi sempre attentissima. De Francesco ha il problema di girarsi, Gimeno, sono trascorsi 5 secondi. 4-1 il risultato. Gioco fermo al momento, intanto è entrato Rossetto nel Valdagno. Lorenzato sulla sfera, battere la punizione, Ferronato, riparte Cerguta, perde sfera, Ferronato, Lorenzato, il controllo dell'ultimo centimetro, Cerguta, Gimeno, Torregiani, Rossetto, finalmente Ferronato, fuori di pochissimo, Ferrarini cerca di servire Torregiani, recupera Ghirardello, Torregiani su Ghirardello, ancora Ghirardello, Ferronato, riconquista Gimeno, ha davanti Lorenzato, Gimeno prova il tiro, brava Nicole, Bonato attenta, Lorenzato ha davanti a sé Cerguta, Gimeno, Cerguta, siamo fase d'attacco, Cerguta, salta Lorenzato a tu per tu con Nicole, Bonato che sventa, riparte Valdagno con Rossetto, Rossetto appoggia Ferronato, prova il tiro, fuori misura Ferrarini, palla vagante, è preda di Gimeno che prova a servire Torregiani, troppo lungo, Ghirardello, marcata da Cerguta, Ghirardello, Lorenzato, Rossetto, fallo Valdagno, ancora fallo Valdagno, 5-3, 10 minuti e 23 secondi alla fine dell'incontro, Valdagno 4, Hockey Club Emilia 1, Rossetto sulla sfera, Lorenzato prova un tiro dal centropista a sorprendere Ganassi, ma oggi Ganassi è... Gimeno, Ferrarini, difende bene Lorenzato, non si passa. Ricordiamo che oggi il Valdagno è assente di Marta Cerato e Sara Zarantonello. Intanto attacca con Lorenzato, Ferronato, ancora Ferronato, Rossetto si libera in area, prova a farlo Ghirardello, Rossetto ha problema di girarsi, brava Cerguta, si lotta Ghirardello, Rossetto, Gimeno riconquista, prova a liberarsi Cerguta, prova Torregiani, ma Ferronato capisce tutto e riparte. Ferronato prova il tiro, Ganassi ancora no, Gimeno a recuperare, Ferronato, duello, riparte Gimeno, Cerguta ha cercato l'assist per Torregiani in area, Lorenzato ha sporcato il passaggio, ancora Lorenzato, che tiro, brava Ganassi,
riparte l'Hockey Emilia, Cergutta, Ferrarini contrastata, riesce a passare, chiama sfera Torregiani in area, Cergutta non controlla, Rossetto parte, Rossetto e ha provato un alza schiaccia, ha alzato un po' troppo la stecca, palla Scandiano. 8:31 alla fine dell'incontro, esce Ferronato, entra Cestonaro nel Valdagno, riparte Ferrarini, Cergutta, riconquista Ghirardello, assist per Rossetto, fuori di pochissimo, sopra la traversa, Giardina, Cergutta, 5 secondi, riparte Valdagno, entra Messora, esce Lorenzato nel Valdagno, Ghirardello, Messora che parte, prova a fermare la Giardina, che brava Messora, e brava anche Ganassi che sventa, palla 2, Ferrarini, Messora, Giardina prova a recuperare, ancora Messora, Ferrarini, Messora, Cestonaro, ancora Cestonaro cerca l'appoggio di Rossetto, un po' troppo lungo il passaggio, il gioco ripartirà, intanto chiama time out Jorge Bastias. 7:28 alla fine dell'incontro, 4-1 avanti il Valdagno sull'Hockey Club Emilia. Tanto sono le 20:36, in Serie 1 maschile già iniziata, Giovinazzo Novara si trova sull'1-1. Ricordiamo che tra qualche minuto inizierà anche Sarzana Follonica, Breganze Lodi, ma soprattutto, perdonatemi, alle 21 Viareggio Valdagno, ci si gioca il terzo posto, mentre domani in programma Trissino Forte dei Marmi e Castiglione Bassano. In A2 maschile si è già conclusa Pumas Viareggio, Eboli ha vinto 6-3 i Pumas. Di Trissino Pumas invece femminile di ieri abbiamo già raccontato. Riprende il gioco Gimeno, probabilmente per Cergutta. Hockey Emilia in fase d'attacco, De Francesco, Giardina, Cergutta, ruba Valdagno, Ferrarini, Giardina, Cestonaro è costretta ad indietreggiare, supporto di Ferrarini, si lotta all'angolo. Secondo tempo un po' più interrotto rispetto al primo. Il primo forse ha avuto un gioco un po' più lento, ma con meno interruzioni, meno falli. Siamo 4-4 come falli. Emilia avanti con Gimeno, si libera in area Giardina, chiama il passaggio. Brava Nicole a sventare, riparte Rossetto, Orsato, Messora, Cestonaro, Ferrarini, si era già lanciata in contropiede Giardina, recupera Cergutta, il problema di girarsi, Rossetto a marcarla, brava Giardina a recuperare, Cergutta e recupera Cestonaro per Orsato, Messora
Messora, Rossetto, Orsato, assist in area, Cerguta, ancora Orsato, si cerca la compagna in area, ancora fase d'attacco prolungata con Cestonaro, Messora, non si avvede della pallina Gimeno, Rossetto, Orsato, Cestonaro, Orsato, un bel giro palla, Ferrarini, parte Giardina, ma il passaggio è intercettato, aveva provato un contropiede. Tanto esce Giardina, entra Cerchiari. Cerguta, Orsato, Messora che parte in velocità, prova il tiro, Ganassi, brava. Rossetto, Orsato, Cestonaro, Orsato, Messora, Cestonaro, ben marcata da Cerchiari. Riconquista sfera Cerchiari, prova a servire Gimeno, ma è Rossetto, Cestonaro, Messora, Orsato, Messora, perde l'attimo, ben marcata comunque da Ferrarini. Ancora Messora, fischia l'arbitro Luna. 4-0-6 alla fine dell'incontro, 4-1 Valdagno che riconquista sfera con Cestonaro, Orsato, Ferrarini intercetta, Gimeno, Cerguta, il problema di girarsi, Rossetto, addosso Rossetto, retropassaggio a Gimeno, ancora Cerguta, Ferrarini, Cerchiari, Orsato, Cestonaro, prova il tiro deviato, ancora Cestonaro, Rossetto, tanto entra tra le file del Valdagno la numero 8 Bertoncello Paloma, no, riceve Rossetto, eccola, scarica su Orsato, prova, sì, veniva incitata dalla panchina a tirare, recupera Ferrarini, è sola, troppo sola, salta due avversari Ferrarini, che bella azione, attenta Nicole Bonato, parte Messora, Ferrarini, Diop, Gimeno, De Gennaro, Ferrarini, riconquista Rossetto, Cerchiari, De Gennaro, ruba a Messora, scarica su Orsato, Bertoncello ne ha due, ha il problema di girarsi, riesce a passare a Messora, Rossetto,
Sì, sono frequenti le incitazioni del mister Zarantonello a provare il tiro, non aspettare magari l'ultimo passaggio smarcante, ma di tirare comunque. Bertoncello, Rossetto, incita continuamente al tiro, manca 1 minuto e 13. Gimeno recupera Rossetto, brava Messora a 59 secondi dalla fine per il 5-1 del Valdagno. Brava Messora, rivediamola, si è liberata bene in area, slalom e gol, splendido, ha saltato 2 avversarie. Riparte Cerghiari, prova il tiro De Gennaro, risponde bene Nicol Bonato. Rossetto, Messora, passaggio per Bertoncello sotto porta, ancora Rossetto, si lotta in area, ne esce Gimeno Dip, prova il tiro, fermata, stoppata da ancora Valdagno in questi ultimi secondi finali. Prova il tiro, brava Bonato, ancora a dire no. Partita che finisce in questo istante, Valdagno 5, Hockey Club Emilia 1 per questo quarto turno del girone di andata. Partita assolutamente gradevole che alla lunga ha visto comunque predominare il gioco e la velocità del Valdagno, che ha sbagliato meno, è stato più veloce, più preciso, soprattutto sotto porta. Da segnalare la prestazione di Ganassi per l'Hockey Club Emilia, e poi le nostre un po' tutte francamente hanno giocato una signor partita. Basta, Anna Maria l'abbiamo salutata dallo studio, da Valdagno, dal Palalido. Un buon sabato sera, a domenica prossima per Valdagno Pumas.